Nuova piazza per il comune di Musile di Piave in seguito all'approvazione del PAT, rotatorie e piste ciclabili per far defluire il traffico. Sentiamo Gianluca Forcolin. Siamo in piazza Libertà Musile di Piave con il sindaco Forcolin, piazza che subirà un forte rinnovamento e anche tutte le zone qui vicine. Allora sindaco, ci spieghi un po' che cosa prevede questo rinnovamento, che cosa verrà realizzato? Ci sarà un completamento e quindi una riasfaltatura delle vie principali, quindi da via Roma a via Martiri alla stessa via Marconi, con il rifacimento e la sistemazione dei punti più critici anche delle sedi e dei marciapiedi, per cui sicuramente un restyling almeno centrale penso che ne abbia assoluto bisogno. In questo contesto abbiamo anche pensato in via sperimentale di poter inserire proprio qui al centro della nostra piazza una mini rotatoria in modo tale da dare un flusso continuo ai nostri veicoli e non avere questo incrocio che oggi ovviamente conoscono molto bene i nostri concittadini, e quindi proviamo anche con il posizionamento di New Jersey appunto in via sperimentale questo tipo di soluzione. Se avrà degli esiti positivi diventerà anche concreta e magari analizzeremo anche che tipo di soluzione definitiva nella rotatoria porre. Ecco, ci sarà anche un'altra rotatoria alla rotonda dell'Esso. Sì, anche questa, che ovviamente è molto più importante e più impegnativa, rientra tra i piani che prevedono il completamento della pista ciclabile lungo la statale 14, quindi il secondo stralcio e il conseguente collegamento al villaggio al Bosco, e quindi anche questa rotatoria che prevede appunto sicuramente un'entrata più efficace e anche più bella per il nostro capoluogo, quindi davanti, per capirci, al Maxi Store, insomma per i nostri cittadini sanno bene, l'incrocio Esso, e quindi dare una dignità ma soprattutto una messa in sicurezza a quel punto di snodo dove attraverso la via Verdi, la statale stessa e l'innesto di via Marconi molte volte ci sono dei problemi dal punto di vista della viabilità, per cui crediamo che questo sia effettivamente uno snodo importante sul quale dobbiamo coinvolgere, stiamo già coinvolgendo la regione, e non solo la regione, perché con la questione poi anche del PAT, del nuovo assetto territoriale, nei fondi perequativi che possiamo avere pubblico-privato, crediamo di poter attingere anche da questi delle importanti risorse da investire per il territorio. E in questi giorni è stato anche approvato il PAT per quanto riguarda il comune di Musile di Piave, c'è il potenziamento delle aree verdi e anche delle piste ciclabili. Sì, diciamo che abbiamo finalmente concluso quell'iter importante e anche lungo del PAT con la conferenza dei servizi e quindi la firma definitiva. Qua va un ringraziamento alla nostra struttura tecnica, perché è un iter veramente che parte da lontano, anche dalla precedente amministrazione con la quale abbiamo lavorato in perfetta sintonia su queste linee, e quindi oggi mettiamo finalmente con i piani di intervento o piani del sindaco nero su bianco quelle che sono le iniziative e le priorità da dare. Una delle priorità è sicuramente quella di dare una risposta ai nostri cittadini, ai nostri ragazzi che vogliono costruire a Musile per rimanere a casa nostra, quindi ci sarà data sicuramente una priorità a questi ragazzi, perché diventa anche un elemento e una boccata d'ossigeno per le nostre imprese, per gli imprenditori, per gli artigiani, per tutta quella diciamo cascata che poi c'è nell'edilizia e che oggi ha quanto mai bisogno di aiuto. Vogliamo partire con un piano di intervento su queste iniziative e poi altre molto strutturali, che sono quelle legate appunto anche a piste ciclabili, valorizzazione del nostro territorio, e che comprendono degli scorci importanti appunto di Musile, per nominarle solo alcune, quelli vicino alla località I Salsi, quelle di Caposili, quelle della Piave Vecchia, quindi che prevedono anche qua un restyling e sicuramente una valorizzazione di Musile. Ma vogliamo partire sul concreto, perché oggi qualche famiglia, qualche giovane vuole restare qua, dobbiamo non farli scappare ma soprattutto dare delle risposte certe. Con la firma della conferenza dei servizi del PAT possiamo realmente iniziare questi piani di intervento e dar loro le risposte che attendono da tempo.